Cosa si può fare verso i risparmiatori che hanno perso tutto? Qui ci dovrebbe essere un intervento corposo da parte dello Stato. Abbiamo visto che il governo, quando ha voluto con Monte Paschi di Siena, ma anche con le 4 famose banche, è intervenuto in maniera importante dando, ricordiamoci Monte Paschi di Siena, circa 4 miliardi di denari pubblici a delle banche amiche. Invece nei confronti di 2 banche venete, la Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, il governo fino ad ora non ha speso mezza parola. E secondo me questo rappresenta anche un attacco nei confronti proprio dell'economia del nostro paese, perché ricordiamoci del nostro Veneto, ricordiamoci che queste 2 banche hanno sempre finanziato non solamente i nostri imprenditori ma anche le nostre realtà territoriali, i comuni e le associazioni varie. Qui ci sono delle grandi responsabilità, in primis Banca Italia, la Consob che non hanno vigilato, ma soprattutto quello che mi chiedo è come mai ancora i vertici dei 2 consigli di amministrazione sono ancora al loro posto, cioè quelli che hanno creato questa situazione sono ancora lì che governano queste banche, tranne ovviamente i ruoli di presidenza che sono cambiati.